Mare amico Claudio Lombardo, l'ennesima denuncia purtroppo di degrado, pubblicato anche su Facebook un video che vi stiamo facendo vedere. La zona questa volta è Punta Bianca. Sì, è doppiamente grave. Primo perché è una discarica ed è sempre brutto vedere una discarica, ma poi vederla lì, all'entrata di Punta Bianca, cioè un posto che sta diventando una riserva naturale, è incredibile. Ed è ancora più incredibile il fatto che la maggior parte di questi rifiuti, come vedete, sono dei rifiuti ingombranti che possono essere prelevati direttamente sotto casa facendo un numero 0922 44 14 91 da parte degli utenti. Cioè l'utente può chiamare questo numero e il servizio viene attivato e vengono a ritirare a casa vostra direttamente i rifiuti ingombranti. Non si capisce perché invece vengono abbandonati e costituiscono delle discariche. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è quello del controllo del territorio. Vanno messe le telecamere. Non si capisce come, non si capisce perché il sindaco di Licata ci riesca, ha piazzato delle telecamere in alcune discariche del territorio del Licata, e noi qui ad Agrigento non ci riusciamo. Il costo non è assolutamente esorbitante, si può fare, basta individuare le prime 10 discariche, ce n'è molte di più, le più importanti, piazzare le telecamere e bonificare l'area. Una cosa simile è accaduta qualche mese fa, ricorderete tutti, pure voi che avete dato queste immagini, nella zona industriale. Noi abbiamo postato delle foto e un video di una discarica tra il territorio di Agrigento, Aragona e Favara, e i servizi televisivi poi hanno fatto il resto. Un magistrato ha aperto un fascicolo, ha dato incarico alla forestale di piazzare delle telecamere. In 2 giorni sono state beccati 75 utenti incivili agrigentini che depositavano i loro ingombranti. La discarica non esiste più. Parliamo del litorale di San Leone, ormai l'estate è già iniziata. Mare Amico ha avuto già un primo risultato positivo, che è stato l'abbattimento totale di un rudere che è come il locale Magaria, ma ancora la battaglia continua, perché ci sono altri stabilimenti balneari che dovrebbero essere abbattuti, ma per motivi mari ancora non lo si fa. Sì, nello specifico abbiamo l'ex Oceano Mare, per il quale questa settimana richiederemo al giudice o il dissequestro per permettere ai proprietari di entrare e metterlo in sicurezza, o, se si decide, di abbatterlo. E poi c'è la vicenda del muro. La vicenda del muro è una vicenda incredibile. Noi da più di 6 mesi spingiamo il sindaco a chiedere il dissequestro di quest'area, che abbiamo scoperto essere di proprietà del comune, e il sindaco invece non ha assolutamente chiesto il dissequestro, ma si è affidato al privato che sta accanto per pulire l'area e aspetta l'esito della sentenza, che avverrà il 26 di giugno, quindi è stata, diciamo, ben iniziata. Cioè non ha posto in essere nulla moto proprio per poter abbattere questo muro. Aspetta che il privato faccia il lavoro che doveva fare il comune.